Eder. Mech. Pallister. Sull'alibi di Sebastiano ci sono dei punti un poco oscuri, ci sono delle zone d'ombra. No Attorno d'ombra, a buio Siano. completo, l'ombra è chiara. Sono delle zone di buio completo. In casa c'era qualcuno, in parole povere, questo è il fatto. 6 telefoni erano in casa. Lui ha detto che ha affilato coltelli, invece probabilmente non ha affilato niente. Ha fatto qualcos'altro, probabilmente, e sarà giusto scoprirlo. Alle 10.56 c'è una chiamata sul telefono di Liliana e dopo soli 4 secondi entra la segreteria telefonica. Sebastiano, sei stato tu ad attivare la segreteria quella mattina? Assolutamente no, la procura ha verificato tutti i miei spostamenti, tutti i miei movimenti, perciò saranno loro a dare queste risposte. Io, tutto quello che ho fatto è documentato. Eppure Sebastiano di solito hai 3-4 versioni per ogni punto, in questo caso non hai un'altra versione da darci? Guarda, questi sono ricordi che ti restano dentro, perché a forza di parlare con gli inquirenti, con quello o quell'altro, è venuto fuori questo. Qualcuno dice che con la Wind mediamente la segreteria si attiva dopo 35 secondi, a Liliana però in quel mese altre 3 volte accade la stessa cosa. La segreteria che si attiva dopo 4 secondi, c'è una spiegazione? Vanno sicuramente approfonditi e se confermati sono un dato, un elemento anche in relazione alle molteplici dichiarazioni rese da Sebastiano in relazione a quella mattina, perché Sebastiano alla cugina di Silvia il 17 dicembre, poi lei lo ha dichiarato nella SIT del 28, avrebbe detto di essere ritornato a casa intorno alle 10.30 per posare la bici e prendere la macchina, ma non solo. Lo stesso Sebastiano in procura avrebbe detto in una SIT che è rientrato in casa intorno a mezzogiorno, poi sarà smentito dai tabulati e dall'aggancio delle celle del suo telefono, quindi è Sebastiano che l'ha dichiarato di essere rientrato a casa intorno a mezzogiorno, invece poi dai tabulati risulta di essere rientrato intorno alle 13.45. Quindi Sebastiano, tu confermi che non eri a casa in quell'orario, non eri tu a rispondere a quelle chiamate, a deviarle? Assolutamente, io tutto quello che ho fatto è stato verificato. Faremo ulteriori approfondimenti anche perché è emerso che, come diceva Ilaria Mura, l'estrazione della copia forense del cellulare phone è parziale. Poi risultano, per esempio, dai tabulati presente la telefonata delle 8.22 che Liliana avrebbe fatto a Claudio, così come risulta anche dal telefono di Claudio, però in realtà è stata cancellata dal telefono di Liliana, quindi questo è un altro approfondimento che chiaramente vogliamo fare. Che ora è stata cancellata e in quale giorno ci può dare anche delle risposte su chi potrebbe aver effettuato quella cancellazione. Sebastiano, se il 13 avevi il Samsung in mano, probabilmente hai fatto delle foto al display di Liliana quando cercavi come bloccare i contatti, ma sei stato anche tu a cancellare poi delle cose dal telefono? Assolutamente no. Devi sapere che la banda degli onesti probabilmente ha dei sospetti sulla banda dei disonesti. Insomma, loro facciano quello che ritengono opportuno fare. Io sono qua a disposizione, quello che ho detto agli inquirenti, sono stato... Con un numero Wind sono entrati nel 36 di via Donadoni a fianco al tuo e hanno fatto un esperimento. A 6 metri dalla porta il telefono prende con 2 tacche. Il tuo laboratorio era più profondo di quello? Bisogna chiarire una cosa, intanto è un ambiente molto molto più piccolo, ci sono delle mura che sono così, sia da una parte sia dall'altra e in fondo. Parliamo di 5-6 metri. Se il tuo è circa 5 metri vuol dire che è più piccolo di quello in cui è stato fatto l'esperimento, quindi se lì c'erano 2 tacche nel tuo ci saranno anche 2 tacche. Ma ovviamente la questione è un'altra, se il tuo telefono messo lì prende e non prende ci saranno dei momenti di campo e dei momenti senza campo. Qui noi parliamo di 3 ore consecutive senza agganciare celle. Questo non è ciò che succede quando un cellulare prende poco, questo è ciò che accade quando un cellulare si trova nel deserto del Sahara. E poi ricordate che quando il telefono resta 16 minuti sulla stessa cella, anche quello indica uno spegnimento. E il 14 mattina tra le 8 e le 9 Sebastiano sembra spegnere più volte il cellulare. È comunque chiuso in 3 scompartimenti, perché c'è la prima parte, c'è la parte interna dove ci sono anche dei blocchi, ci sono delle porte. Però la risposta l'abbiamo dai tabulati, dall'analisi dei tabulati nel periodo che va dal 1° dicembre al 18 di gennaio del 2022, dove il cellulare di Sebastiano, quando aggancia la cella del magazzino, in realtà genera sempre traffico telefonico. Guarda, io
ricordo molto bene quel periodo lì perché eravamo sotto Natale, di conseguenza per me è un periodo dell'anno in cui il mio lavoro dei coltelli assume dimensioni enormi. Io ho continuato a fare questo lavoro fino alla vigilia di Natale, dopodiché mi sono fermato per un mese e mezzo, infatti ho perso molti clienti. Non andavo più, non sono più andato in studio io quel periodo là. Qui non dobbiamo accertare quale possa essere stata la dinamica, anche perché nessuno di noi la conosce, ma quello che dobbiamo fare senza dubbio in una indagine di natura prettamente indiziaria qual è questa, dobbiamo andare ad approfondire tutti quegli elementi, a dare le risposte che ad oggi ancora non sono state date. Vanno sicuramente messi insieme tutti i pezzi, piccoli, medi e grandi, e per riuscire effettivamente a dipanare ogni dubbio in questa indagine. Anche perché noi abbiamo chiesto un ulteriore accertamento, l'analisi dei consumi di energia elettrica in casa, perché Sebastiano dice anche che quando è tornato a casa ha trovato una situazione anomala, cioè una luce accesa in casa. Quindi noi, in virtù anche di questo nuovo elemento che è venuto fuori, chiediamo anche di accertare. È stato fatto l'analisi dei consumi di energia elettrica a casa di Sterpina, a casa della figlia di Sterpina, facciamolo anche a casa di Sebastiano. Penso che con quella trasmittente lui, per non farsi beccare, diciamolo pure così, parlava con qualcuno. Lili no, perché è morta da 2 anni, deve dirlo. Non l'ho mai avuto. Ti faccio vedere, questa è una radio, ma questo è un ricevitore. In realtà, a nostro parere, Sebastiano deve dare ancora risposte convincenti su tanti punti che riguardano fatti e circostanze fondamentali e che riguardano il giorno della scomparsa di Liliana e i giorni a seguire. Per esempio deve ancora dirci perché blocca il numero di Claudio poco prima di andare a fare la denuncia di scomparsa, deve ancora spiegare tutta la problematica legata al cordino, perché lì c'è un contrasto tra 2 verità, è insanabile, e una delle 2 verità è degli inquirenti, quindi o hanno mentito gli inquirenti o mente Sebastiano. Sebastiano deve ancora rispondere perché allo Stato non è ancora credibile per quanto riguarda. Prego. Guarda, sono fantasie sue, ma guarda, io volevo chiederti una cosa, ma perché non parlate sempre di me, ma c'è anche il signor Sterpin? Eccolo! Perché non ci spiega di quella telefonata dei 16 minuti? Un'altra volta, noi abbiamo pazienza, hanno pazienza i cosi. Poi diciamo una cosa importante, dove sono le chiavi di Liliana? Capisci? Cioè abbiamo trovato la luce accesa, qualcuno è entrato in casa quella mattina, il signor Sterpin mi pare che sia passato di lì 2 volte, mi pare, sotto casa. Cioè, ma stai non ipotizzo niente, l'unica cosa è perché tutte queste cose che io devo ogni settimana giustificare, che dice così, colà. Scusa. Io non ho parlato del signor Sterpin, io ho detto mancano le chiavi, cioè non lo so, qualcosa di strano c'è. Claudio, da quando Covalero, dopo aver fatto sparire il sacco termico e tolto anche i nastri dei sigilli da parte delle forze dell'ordine, sei sempre a Roseto? Come mai? È chiaro che è un luogo per me ormai simbolico e veniva semplicemente a fare qualche passeggiata con i cagnetti di Gabriele Salvo, che adorava la cagnetta lei. Per cui io purtroppo per me l'ho conosciuto dopo, a posteriori, questo posto. C'è chi pensa che qualche fiore lo dovresti appendere anche fuori dal portone di via Donatoni 36, ma a prescindere da questo, secondo te qual era il fiore preferito da Liliana? Per conto mio la rosa rossa, ma anche perché era già da mesi che lei se la trovava quando veniva in casa. Io ne ho attualmente, il giardino è pieno il mio di rose. E lei si trovava la rosa sul tavolo quando arrivava, ecco perché la rosa è diventata importante. Abbiamo avuto molti più messaggi che chiamate. I messaggi sono comunque, non sono volatizzati perché il mio cellulare è stato, e l'ho portato io stesso ad Udine, e hanno tirato giù tutto, un tecnico ha tirato giù tutta la roba che io, e sto parlando di 6 mesi dopo, per cui per fortuna, perché dopo per motivi vari, anche perché il mio telefono si è riempito di virus, eccetera, ma le telefonate in WhatsApp rimangono da qualche parte nell'etere, sono in internet, eccolo. Perciò, ma qualcuno forse lo avrò considerato in proposito, ma non era senz'altro importante, ma comunque dopo che tutti
tutti i miei messaggi e le chiamate sono state, se non il contenuto delle chiamate, ma dei messaggi sì, anche il contenuto, sono stati rilevati appunto da questo tecnico di cui parliamo, che ricordo benissimo, mi sono recato io col treno a Udine. Qualcuno dovrebbe spiegarmi, visto che lei si è fermata in casa mia l'1 e il 7 di dicembre, le ultime 2 settimane, 6 ore intere filate. Ha stirato per 6 ore? Cioè, una persona intelligente, occorre dirle cosa abbiamo fatto o devo spiaccicare io? Oltre che eventualmente cos'è fare un idromassaggio assieme? Cosa vuol dire? Se uno non è completamente idiota, penserà che 2 persone sole in casa, non ragazzini di 12 anni, ecco, non sono per 6 ore filate che stirano o si guardano negli occhi o parlano di sport. Sebastiano è uno che dice spesso la verità. Bugiardo, posso dire bugiardo, perché lui sapeva benissimo il mio nome da mesi, motivo per cui ha detto quello che gli conveniva dire in quella occasione lui. Da bugiardo qual è? Io non sono mai stato capace di farlo neanche consapevolmente, immaginiamoci inconsapevolmente. È un'altra frottolona. Qui Claudio si riferisce al fatto che Sebastiano avrebbe detto che ha bloccato il numero di Claudio involontariamente. Io vado a tirare, l'ho detto, se serve vado all'inferno e tiro fuori il diavolo per la coda. Non ho paura di espormi in nessuna maniera. Se non c'è altro modo, scriverò al Presidente della Repubblica. Penso di poterlo fare con il mio passato, metto sulla bilancia anche il mio riconoscimento di commendatore della Repubblica. 2 presidenti e 2 presidenti del Consiglio hanno firmato per me 2 onorificenze, delle quali sono orgogliosissimo, e vuol dire che un terzo presidente ascolterà una mia petizione. Guarda, io ti rispondo solo di una cosa, di quello che sta dicendo lui. Tu devi pensare che sul telefono di Liliana non c'era il nome di Sterpin, c'era un numero. Ricordati che avevo già detto questo, Liliana tante volte mi ha detto: guarda Sebastiano, io tante volte ci sono dei numeri che non conosco e non rispondo, oppure rispondo ma sento delle cose strane. Guarda che si deve vergognare di quello che sta dicendo, perché non è fatto da un uomo, diciamo, un po' di Alzheimer c'è, capisci? Non si ricorda le cose, fa un po' di confusione. Guardiamo i 16 minuti, guardiamo cosa si sono detti. Diciamo che siamo pari su quello che ha detto l'altra volta lui. Dai, ti ripeto quello che ho detto prima. Era un numero che appariva sul telefono e ho fatto quello che Liliana avrebbe fatto. No. Tanto i vicini si sono ben pensati di avvertirmi che Liliana era scomparsa. Questa è una cosa che dopo in seguito mi ha fatto veramente male. In secondo luogo io ho chiamato Sterpin. Sì, ma quando? 2 anni dopo? Adesso non lo so. No, non l'ha chiamato il giorno dopo, lo ha sbloccato il 19 dicembre il numero. Guarda, di io ho detto in procura tantissime volte, ho detto: guardate, io ho dei flash ogni tanto su quello che è successo nel primo mese, nelle prime settimane, queste cose qua. Cioè, so quello che ho fatto, però come, quando e dove, perché non te lo so dire. Come, quando, perché, dove non te lo so dire. Picozzi giustifica tutto in nome dei vuoti di memoria. Praticamente le false testimonianze in Italia vengono abolite. Non lo ha chiamato il giorno dopo, lui l'ha sbloccato il 19 dicembre il numero di Claudio Sterpin, quindi la telefonata non è avvenuta il giorno dopo. Mi raccomando, siate felicetti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.